Terzo trofeo del Bar Rolando, gentili telespettatori, ci troviamo con le immagini a Monsummano Terme per la manifestazione amatoriale organizzata dall'ASD Ciclisport Masotti e che ha visto al via ben 160 atleti. Una manifestazione che segna un buon punto di partenza perché gli organizzatori, visto anche il grande numero dei partecipanti, hanno voluto dare ancora uno stimolo maggiore a tutti gli atleti alla via, dotando i partecipanti del microchip così da riuscire a tracciare tutti gli ordini d'arrivo con precisione e puntualità. Vediamo anche Domizio Spadi che è presente con la scorta tecnica dei motociclisti pistoiesi. Dicevamo una manifestazione amatoriale organizzata dall'ASD GS Ciclisport Masotti e che si svolgerà con due partenze. La prima partenza riguarderà la categoria 1, A2, A3, la seconda partenza riguarderà le categorie A4, A5, A6 e la categoria femminile. In programma il giro da ripetersi per 5 volte, un giro che misura 14 km, un totale quindi di circa 70 km. Si parte da via Maestri del Lavoro, di fronte al bar Rolando, quindi la rotonda a destra, via del Risorgimento, via della Costituzione, via della Repubblica e quindi via della Grotta Giusti con il successivo strappetto che caratterizza questo tratto proprio nel centro di Monsummano, quindi la Virgin chiusa, poi il Bizzarrino, Uggia, incrocio per innesto nella variante, la strada regionale del Fossetto e quindi l'arrivo posto in via Maestri del Lavoro. Una totale quindi di 70 km per questa manifestazione che vi ricordo è organizzata dal Ciclisport Masotti. Per quanto riguarda i servizi in corsa, l'assistenza sanitaria è della pubblica assistenza di Monsummano, la dottoressa è Patrizia Becchini, la giuria WISP è composta dal presidente Claudio Gori, dai componenti Scarone, Cardelli, Chiavacci, Fanoi e Pedroni. Abbiamo già ricordato che saranno due le partenze in programma, andremo quindi a seguire due gare distinte anche se le partenze sono avvenute a 5 minuti l'una dall'altra. Noi però con le nostre immagini andremo prima a seguire la gara con le categorie A1, A2 ed A3, dopodiché andremo a seguire la gara delle categorie A4, A5, A6 e delle categorie femminili. Immagini prima della partenza, prima del via, e ricordiamo la novità che caratterizza questa manifestazione, vale a dire che i corridori, cosa un po' anomala per una manifestazione amatoriale non granfondistica, sono stati dotati di microchip, quindi tutti gli ordini d'arrivo al termine della gara saranno elaborati attraverso l'uso dei microchip, questo a garanzia anche per tutti gli atleti di un corretto svolgimento dell'arrivo e di una corretta redazione dell'ordine d'arrivo stesso. Le prime categorie ad andare in scena saranno le categorie A1, A2 ed A3, ma vi ricordo l'elenco totale dei partecipanti è stato di ben 160, a testimonianza della grande attenzione e della grande partecipazione di cui questa manifestazione ha potuto godere. Manifestazione che vi ricordo è organizzata dal Ciclisport Masotti, tanto siamo proprio nei momenti imminenti alla partenza, con la prima delle due partenze, quella riservata alle categorie A1, A2 ed A3, ormai le ultime disposizioni prima del via, e sarà l'assessore allo sport del comune di Monsummano ad abbassare la bandierina e dare il via ufficialmente al terzo trofeo Bar Rolando. Partiti in questo momento gli atleti delle categorie A1, A2 ed A3, vi ricordo che
Entrambe le partenze svolgeranno il medesimo percorso, un percorso che misura 70 km, che prevede 5 giri del circuito per 14 km a giro, un circuito che non presenta particolari difficoltà altimetriche se si esclude il breve strappo verso Grotta Giusti, che però diciamo non dovrebbe, perlomeno nella prima partenza, quella delle categorie A1, A2 ed A3, rappresentare una grande difficoltà altimetrica, ma andremo a vedere, andremo a seguire con la nostra sintesi questa partenza. Lasciamo sfilare tutti gli atleti al via. Vi ho ricordato che in totale sono stati 160 gli atleti a prendere il via, quindi una ottima riuscita della manifestazione. Ed intanto noi lasciamo sfilare tutto il gruppo degli atleti, uno sguardo ai panorami che regala questa zona, la Val di Nievole, zona di grande ciclismo, e siamo all'11° chilometro di corsa. C'è subito un allungo, sono 10 le unità al comando, 10 uomini quindi sulla testa della corsa. Vediamo tra gli altri, riconosciamo con il dorsale 39 Vannucci, con il numero 66 Monti, con il numero 77 è invece presente Bertocci, con il 45 Cafalo, con il numero 11 invece è presente Rizzo, con il numero 42 troviamo in questo drappello Bertolozzi, con il numero 21 invece è degli Innocenti, con il numero 55 è Pizzi, con il numero 14 troviamo invece sulla testa della corsa Nencioni, con il numero 67 invece è ancora Innocenti Maurizio. Questi sono gli uomini al comando, sono 10 quindi coloro che guidano la corsa dopo praticamente 11 km di gara. Andatura da subito sostenuta, il gruppo per il momento viaggia a 20 secondi dagli uomini al comando, che vediamo sfilare davanti alla nostra telecamera. Stanno viaggiando in doppia fila, andatura quindi molto sostenuta. Subito partiti a tutta gli atleti delle categorie A1, A2 ed A3. Noi lasciamo sfilare la testa della corsa, attendiamo il gruppo. Sale il vantaggio degli uomini al comando, adesso è di 30 secondi nei confronti di questi primi inseguitori, che però precedono di poco il plotone. Davvero il gruppo per il momento sta lasciando spazio a questa azione. 30 secondi ci informa adesso Radio Informazione in Corsa, quindi vantaggio che continua a salire, anche se da dietro, come vedete, non ci stanno e praticamente vanno a tentare subito di organizzarsi per cercare di ricucire immediatamente lo strappo, anche perché 10 corridori davanti sono tanti e questo sicuramente rappresenta un punto importante di corsa, anche se siamo appena partiti. Però la fuga così numerosa può rappresentare un pericolo sin da subito per il gruppo, che quindi cerca subito di organizzarsi per andare a prendere gli uomini al comando. 30° chilometro di gara, con la fuga che continua a viaggiare. Si è leggermente infoltito il gruppo di testa, adesso sono 12 gli uomini al comando e continuano a viaggiare molto molto forte. Infatti adesso il gruppo ammiragli è segnalato ad 1 minuto primo. Tra la testa della corsa ed il gruppo ammiragli è però segnalata un drappello di controattaccanti. Fatto sta che davanti stanno imprimendo un ritmo davvero forsennato alla corsa. Questo a testimonianza anche di quanto sia ben ambito il terzo trofeo Barra Rolando, che vi ricordo ha visto al via 160 atleti delle categorie amatoriali, con l'organizzazione e la regia organizzativa del Ciclisport Masotti. Siamo adesso praticamente in zona arrivo con la corsa. Ci avviamo alla parte finale di gara. Abbiamo percorso una trentina di chilometri, quindi metà gara, scusate, quindi
andiamo praticamente ad entrare nel vivo della corsa vera e propria con questa fuga che è partita subito ma sta caratterizzando anche la fase centrale di corsa. Lo avevamo detto in precedenza, sicuramente un drappello così numeroso deve essere tenuto sott'occhio perché, specialmente come stiamo vedendo adesso, viaggiano di comune accordo, spesso in doppia fila. Questo fa sì che davanti possano mantenere grandi velocità e per il gruppo sarà davvero difficile a questo punto andare a prendere gli uomini alla comando, perché adesso il plotone, come vi ho già detto, accusa un ritardo di un minuto primo, anche se tra la fuga, la testa della corsa ed il gruppo segnalato un drappello che viaggia a 30 secondi. Adesso andremo a vederlo. Aspettiamo quindi il passaggio dei più immediati inseguitori che arrivano in questo momento. 30 secondi il loro ritardo dalla testa della corsa in questo tratto, che è il tratto altimetricamente più impegnativo della gara, ed il gruppo che insegue anche questi uomini che vediamo adesso inquadrati accusa un ritardo di un minuto primo dalla testa della corsa. Questi sono coloro che dal gruppo stanno provando ad evadere per andare a prendere gli uomini alla comando. Sono una decina di atleti che, forse capita anche la pericolosità dell'azione, hanno preferito involarsi alla caccia degli uomini al comando. Adesso accusano un ritardo di 30 secondi, mentre il plotone, come vi ho già ricordato, viaggia ad un minuto primo. Quindi distacco che inizia a diventare importante per il gruppo, che a questo punto deve organizzarsi, altrimenti il rischio di fare tardi per gli atleti del gruppo, in quanto ci avviamo, abbiamo già superato metà corsa. Ecco il gruppo che accusa un ritardo di un minuto dagli uomini alla comando, preceduto dalle staffette del gruppo motociclisti pistoiesi, e il gruppo che non ci sembra per il momento avere la marcia giusta per andare a prendere gli uomini alla comando. Infatti, come vedete, anche se ovviamente siamo in un tratto in salita, però non ci sembra ci sia particolare organizzazione nel plotone. Perlomeno non ci sembra che ci sia l'organizzazione giusta per andare a prendere coloro che si trovano sulla testa della corsa e che hanno già dimostrato di avere un passo adatto a poter raggiungere il traguardo, in quanto hanno viaggiato da subito, sin dalle prime fasi di corsa, ad andatura elevatissima. Lasciamo sfilare tutto il gruppo con le maglie dei vari club che sfilano davanti alla nostra telecamera. Gruppo che, vi ricordo, accusa un ritardo di un minuto primo dalla testa della corsa. Testa della corsa che è composta da un drappello di una dozzina di unità e che sta caratterizzando questa fase di corsa. Adesso ci troviamo al chilometro 47 con la testa della corsa, le maglie della CA di Montemurlo a fare l'andatura. Siamo in località Pozzarello con la testa della corsa, con gli uomini alla comando. Si è infoltito il gruppo di testa ed è entrato qualche atleta che avevamo visto all'inseguimento. Questo dà ancora maggior vigore alla fuga, testimonianza di come in queste gare ci sia sempre la necessità di stare attenti sin dalle prime fasi di corsa all'evolversi della situazione. La dimostrazione ancora una volta che la tattica, spesso la corsa dal punto di vista tattico si decide sin dalle prime fasi di corsa. Adesso chilometro 53 di gara con un attacco solitario. Si tratta del dorsale di gara numero 11. Andiamo a vedere di chi si tratta, ed è Felice Rizzo, che per il momento sta viaggiando solitario al comando. Era e faceva già parte della fuga, il corridore inquadrato in queste immagini dell'ASD Tricycle faceva già parte della fuga che ha animato sin dalle prime fasi di corsa questo trofeo Barra Rolando. Questi sono i due più immediati inseguitori di Rizzo. Si tratta del dorsale
di gara numero 21, vale a dire Stefano Degli Innocenti. Insieme a lui il dorsale di gara numero 89, si tratta di Roberto Ferrali. Questi due più immediati, quindi, che accusano un ritardo di 18 secondi da Felice Rizzo, però abbiamo visto dietro il resto di coloro che faceva parte della fuga praticamente inseguire ad appena una cinquantina di metri da questi due atleti, quindi ancora ottime possibilità per tutti gli atleti che vediamo adesso inquadrati di rientrare in corsa, anche se l'attacco di Felice Rizzo diventa particolarmente interessante, in quanto abbiamo percorso adesso 53 km. Questo significa che ne mancano meno di 20 alla conclusione e che quindi stiamo entrando davvero nelle fasi conclusive di questa manifestazione per quanto riguarda ovviamente le categorie A1, A2 ed A3. Poi andremo a seguire le categorie A4, A5, A6 e femminili. Vi ricordo che le due gare si sono svolte in contemporanea. Noi, per semplificare anche la visione da parte vostra, ve le abbiamo sdoppiate, le abbiamo seguite entrambe e le abbiamo sdoppiate così da poter seguire prima le categorie A1, A2 ed A3 e solo dopo le categorie A4, A5, A6 e femminili. Ecco qua gli atleti che facevano parte della fuga iniziale, che adesso inseguono Felice Rizzo. È un drappello che si è andato a infoltire con il passare dei chilometri, mentre il grosso del gruppo è segnalato con un ritardo che si fa chilometro dopo chilometro più pesante. A questo punto possiamo dire per certo che saranno gli atleti che vediamo adesso inquadrati insieme a Felice Rizzo che si trova davanti e coloro che stanno arrivando adesso davanti alla nostra telecamera a giocarsi il successo, perché il grosso del gruppo, il gruppo ammiraglie, è segnalato a 2 minuti e 30, quindi ormai uno svantaggio incolmabile per quanto riguarda il plotone, che a questo punto dovrà accontentarsi delle posizioni di rincalzo nella terza edizione del trofeo Bar Rolando. Ecco qua un primo drappello inseguitore che passa ad 1,10. Anche questi atleti facevano parte della fuga iniziale. Grosso del gruppo, adesso inquadrato dalla nostra telecamera, che transita con un ritardo, come vi dicevo, di 2 minuti e 30. Quindi ormai fuori dai giochi per la vittoria assoluta. Ovviamente poi c'è da considerare anche le varie categorie. Tanto ci troviamo adesso a 3 km dalla conclusione, si è formato un terzetto al comando. Andiamo a vedere di chi si tratta. Ancora Felice Rizzo con il dorsale numero 11, poi con il dorsale 21 è Stefano Degli Innocenti, con il dorsale 89 invece si tratta di Roberto Ferrali. Questi tre atleti, pensate, sono di tre categorie diverse. Rizzo è della categoria 1, Degli Innocenti è della categoria 2, Ferrari è della categoria 3. Quindi hanno tutto l'interesse a portare avanti l'azione, perché praticamente stanno andando incontro, se così dovesse evolversi la situazione, a 3 vittorie. Alle loro spalle però 15 secondi vediamo un drappello forte di 6 unità, che quindi è praticamente alla caccia del terzetto al comando. 15 secondi sono davvero un niente, quindi ancora una situazione fluida in continua evoluzione. Non è ancora detta la riuscita della fuga 3 con Degli Innocenti, Rizzo e Ferrali. Andremo a vedere se sarà così o seppure questo drappello, che insegue con 15 secondi, riuscirà a riportarsi sulla testa della corsa. Abbiamo visto anche Stefano Del Carlo inquadrato dalle nostre telecamere. Questo quindi il gruppo degli immediati inseguitori. Quando siamo ormai a 2,5 km dalla conclusione, ci spostiamo verso il finale, ancora con il terzetto al comando composto da Stefano Degli Innocenti, Felice Rizzo e Roberto Ferrali. Rizzo e Ferrali sono entrambi della SD Tricycle, mentre Degli Innocenti è del gruppo sportivo Lamini.
Questi tre atleti vi ho già ricordato che appartengono a tre categorie diverse, alle tre categorie in gara in questa prima partenza, A1, A2 ed A3. Quindi comune voglia di arrivare al traguardo, non ci saranno probabilmente screzi tra i tre, in quanto tutti e tre stanno andando incontro ad un successo quando siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro. Adesso è Ferrari, poi Rizzo, poi degli Innocenti. Noi ci spostiamo sul traguardo ed è ancora il terzetto. Come avevamo facilmente previsto, questi tre atleti si abbracciano perché tutti e tre vanno incontro ad il successo nelle rispettive categorie. Quindi festa grande per i primi tre a tagliare il traguardo. Adesso andremo con le varie classifiche. Per quanto riguarda la categoria 1, il successo di Felice Rizzo davanti a Federico Marchini e Stefano Zeni, tutti e tre della SD Tricycle. Quarto Niklas Corbo della Lenzi Bike. Quinto Domenico Papassiero dell'Agliana Ciclismo categoria 2, invece con il successo di Stefano degli Innocenti del gruppo sportivo Ramini. Al secondo posto invece della categoria 2 Francesco Fiorenza della Tricycle, terzo Fabio Citti della BBM Baldo Stefan davanti al compagno di squadra Yuri Pizzi. Quinto posto per Luca degli Innocenti del gruppo sportivo Ramini. Continuiamo con la categoria A3 che ha visto il successo di Roberto Ferrari dell'ASD Tricycle davanti a Alessio Nencioni della Cicli Sovigliana, terzo Stefano Del Carlo della BBM Baldo Stefan, quarto Mirko Perini della MT Bike Team 2001, quinto Giuseppe Cafaro per la BBM Baldo Stefan. Un dato sulla media: i 70 km del percorso sono stati coperti in 1 ora 42 minuti e 39 secondi alla media di quasi 41 km orari, per la precisione 40 e 910. Archiviata quindi la prima delle due partenze, quindi archiviate le categorie A1, A2 ed A3, ci prepariamo per seguire la partenza che riguarderà le categorie A4, A5, A6 e femminili, sempre nel terzo trofeo Bar Rolando. Sono già pronti per il via gli atleti delle categorie maggiori, quelle della categoria A4, A5, A6, una questione ovviamente anche di età a separare le varie categorie. Ed ancora una volta è Andrea Mariotti, assessore allo sport del comune di Monsummano, a dare il via alla seconda partenza. Partenza quindi già avvenuta, con gli atleti che stanno percorrendo i primi metri di corsa. Dicevamo un grande successo organizzativo perché sono stati 160 gli atleti al via in totale, a testimonianza quindi anche dell'impegno, a ripagare anche l'impegno del gruppo sportivo Ciclisport Masotti, di tutti i volontari che hanno reso possibile questa bella manifestazione, ovviamente di tutti i servizi in corsa. Abbiamo già ricordato l'assistenza sanitaria della pubblica assistenza di Monsummano, la dottoressa è Patrizia Becchini. La sicurezza in corsa è garantita dalla professionalità delle scorte tecniche dei motociclisti pistoiesi. Anche per quanto riguarda le categorie A5, A6 e donne, saranno 5 i giri in programma di 14 km ciascuno, quindi un totale di 70 km anche per quanto riguarda questa seconda partenza che va a chiudere il terzo trofeo Bar Rolando. Ci troviamo, gentili telespettatori, in una delle cittadine più ciclistiche d'Italia, possiamo dirlo. Monsummano Terme, storia davvero ormai da decenni. Il ciclismo è una costante di questa cittadina, ciclismo in tutte le sue sfaccettature,
dalle categorie giovanili fino ai professionisti, passando anche per le categorie amatoriali. E il Ciclisport Masotti è una delle istituzioni all'interno del territorio di Monsummano Terme che organizza questa terza edizione del trofeo Bar Rolando. Ma torniamo in corsa, perché siamo al chilometro 13 di corsa. Abbiamo un primo attacco, abbiamo un attacco composto da 5 corridori, se non vado errato. Eccoli qua inquadrati dalla nostra telecamera. Andiamo a vedere di chi si tratta, chi sono gli uomini al comando. Ed allora si tratta del dorsale 248, vale a dire Stefano Lopresti. Del dorsale 208 si tratta di Dario Ballati. Il dorsale 212 invece è Stefano Giuntoli. Il dorsale 214 è Rinaldo Barabotti. Questi sono quindi gli uomini al comando. Hanno già un discreto vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Infatti i più immediati inseguitori sono segnalati a 40 secondi. Intanto siamo passati sotto lo striscione di arrivo. Eccolo qua il primo inseguitore a 40 secondi. Si tratta del dorsale 201 con la maglia del Ciclisport Masotti. È Claudio Russo, che insegue a 40 secondi dalla testa della corsa. Quindi anche le maglie di casa del Ciclisport Masotti sono grandi protagoniste in questa terza edizione del trofeo Bar Rolando. Il gruppo, intanto anche il plotone sta per raggiungere la nostra telecamera, accusa un ritardo di 1 minuto primo dagli uomini alla comando. Abbiamo percorso praticamente 16 km di gara, quindi già concluso il primo giro. Abbiamo seguito il passaggio con la testa della corsa, gruppo che accusa 1 minuto primo di ritardo. Sicuramente interessante l'azione degli uomini alla comando, sono atleti di spicco della categoria, entrambi, tutti e 4 fanno parte della categoria A4. E questo è il plotone che, come vi dicevo, per il momento accusa un ritardo di 1 minuto primo dalla testa della corsa. Percorsi una sedicina di chilometri. Adesso con il dorsale 224 vediamo a fare l'andatura. Si tratta di Gabriele Meoni del team Fausto Coppi di Fermignano. Ma il plotone per il momento non sembra avere la forza di andare a ricucire lo strappo nei confronti della testa della corsa. Testa della corsa che sta viaggiando davvero velocissima nonostante ci troviamo nelle prime fasi di gara. Questo a testimonianza dello spirito agonistico che anima come sempre le categorie amatoriali. Sono appassionati che affiancano ad un'attività principale, solitamente un lavoro, affiancano la passione, la grande passione per il ciclismo. Intanto è stato raggiunto il più immediato inseguitore degli uomini al comando, vale a dire Claudio Russo. Quindi situazione chiara, la fuga in testa del gruppo che insegue ad 1 minuto primo. Situazione che quindi si è delineata. Prima in precedenza Russo si trovava tra la testa della corsa del gruppo, però il recupero del gruppo ha annullato l'azione dell'alfiere di casa che veste la maglia della Ciclisport Masotti. Quindi adesso praticamente abbiamo gli uomini alla comando ed il gruppo che insegue ad 1 minuto primo, quando siamo in questo tratto in salita che caratterizza la fase centrale del percorso che come vi ho ricordato misura 14 km e che deve essere ripetuto per 5 volte, totale di 70 km. Il gruppo si allunga nel tratto in salita. Noi adesso con le immagini ci porteremo nuovamente sulla testa della corsa per andare a vedere se è cambiata la situazione. Siamo al chilometro 35 di gara. Vi ricordo i componenti della fuga: con il dorsale 208 Dario Ballati, con il dorsale 248 Stefano Lopresti, il dorsale 212 è Stefano Giuntoli, il dorsale 214 è Luca Nesti. Questi sono gli uomini alla comando che stanno davvero imprimendo un ritmo forsennato alla gara.
tant'è che il vantaggio nei confronti del gruppo adesso è di 2 minuti primi, quindi davvero davanti stanno spingendo fortissimo, stanno andando davvero molto molto forte gli uomini al comando. Andiamo a vedere anche le formazioni di coloro che guidano la corsa in questo momento. Dorsale 248 Stefano Lopresti della Cicli Sovigliana, il dorsale 208 Dario Ballati veste la maglia della Sport Group ASD, il 212 vale a dire Stefano Giuntoli è del team BBM Baldo Stefano Fast and Furious, il dorsale 214 invece Luca Nesti è della Cicli Puccinelli. Questi sono gli inseguitori, vale a dire il gruppo, che però, come vi ho detto, accusa un ritardo di 2 minuti primi, quindi ritardo importante per il gruppo nei confronti della testa della corsa, anche se adesso il plotone sembra viaggiare molto forte. Ciò che sembra mancare però nel gruppo è l'organizzazione necessaria per andare a prendere i 4 uomini alla comando, che hanno già dimostrato di avere un ottimo passo. Sono 4 atleti di spicco delle categorie, tutti e 4 fanno parte della categoria A4, quindi sicuramente non sarà facile per il gruppo andare a prendere questi 4 uomini. Lasciamo sfilare il gruppo, che si è allungato notevolmente in questo tratto caratterizzato da saliscendi continui. Guardate davvero la grande velocità del gruppo, ma davanti stanno viaggiando altrettanto forte, e questo per il momento fa sì che gli uomini alla comando stiano guadagnando nei confronti del gruppo. Se ne sono andati nel corso del primo giro, noi li ritroviamo quando di chilometri ne sono stati percorsi 55 scusate, e sono ancora loro gli uomini alla comando, stanno viaggiando davvero molto molto forte e adesso hanno un vantaggio che rimane stabile di 2 minuti nei confronti dei più immediati inseguitori. Fatto sta che questi uomini sembrano avere le carte in regola per giocarsi il successo nel terzo trofeo Bar Rolando, organizzazione affidata al Ciclisport Masotti, gara amatoriale che ha visto al via 160 atleti e che si è caratterizzata anche per l'introduzione dell'uso dei microchip, che spesso vengono usati nelle gran fondo ma difficilmente li abbiamo visti nelle gare amatoriali. Quest'oggi gli organizzatori hanno voluto dare anche questo servizio ai tanti partenti che si sono presentati alla terza edizione del trofeo Bar Rolando. Siamo ormai in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo con gli uomini alla comando, quando inizierà l'ultimo giro, quindi mancheranno 14 km alla conclusione. Eccoci qua, suona la campana, inizia l'ultimo giro di corsa, ancora con gli uomini alla comando, con i 4 uomini alla comando. Vi ricordo ancora di chi si tratta sulla testa della corsa, li abbiamo già ripetuti più di una volta, ma andiamo ancora una volta a vederli. Si tratta di Stefano Lopresti della Cicli Sovigliana, Dario Ballati della Sport Group, Stefano Giunti del team Baldo Stefan e Luca Nesti della Cicli Puccinelli. Questo è il gruppo, una prima parte del gruppo che insegue a 2 minuti. Ormai ci sembra davvero impossibile che questi atleti possano rientrare sulla testa della corsa, perché davvero 2 minuti, specialmente per quello che hanno dimostrato i 4 alla comando, hanno dimostrato di poter viaggiare a forte andatura sin dalle prime fasi di corsa. 2 minuti da recuperare in poco più di 10 km ci sembrano davvero tanti per il gruppo, o perlomeno per questa prima parte del gruppo, in quanto un'altra parte del plotone è segnalata a 2 minuti e mezzo. Quindi a questo punto lo diciamo con sicurezza, saranno i 4 al comando a giocarsi il successo. Ecco un'altra parte del gruppo che è segnalata a 2:30. C'è stata grande selezione a causa della forte andatura imposta sin dalle prime fasi di gara. Infatti i 4 che sono al comando se ne sono andati nel corso del primo giro e sono tuttora in testa, quindi davvero una grandissima azione dei 4 uomini che hanno caratterizzato l'evolversi della gara riservata alle categorie A4, A5 da 6. Tutti e 4 fanno parte della categoria A4
E adesso arriviamo con il traguardo, con Luca Nesti che va a vincere. Secondo posto per Stefano Giuntoli, terzo Dario Ballati, quarto Stefano Lopresti. Quinto posto nella categoria A4 per Fabrizio Convalle. Avevamo detto che tutti i quattro davanti facevano parte della categoria A4. Categoria 5 il successo di Alessandro Fiesoli della ciclistica Prato Carlo davanti ad Attilio Cristianelli e Gabriele Meoni. Mentre nella categoria A6 il successo di Adriano Castasini della Cicli Sovigliana. Per quanto riguarda la media in questa gara è stato percorso il tracciato in 1 ora 45 e 42, la media di 39 e 730, quindi il successo assoluto di Luca Nesti che ha preceduto i compagni di fuga, anticipando di poco la volata dei 4. A questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le interviste che ha realizzato il collega Vitaliano Innocenti al termine di questa bella giornata di ciclismo organizzata dal Ciclisport Masotti. Andrea Mariotti, assessore allo sport del comune di Monsummano, presente a dare il via, e poi anche all'arrivo. Andrea, dunque la passione per le biciclette non manca. No, credo che sia nel limite delle possibilità, è doveroso quando c'è le manifestazioni sportive, poi insomma indubbiamente Monsummano è patria del ciclismo e quindi è giusto essere presenti. E come amministrazione insomma, dobbiamo riconoscere che c'è un numero di società ciclistiche davvero importanti e Masotti ormai tradizionalmente fa nel 9 giugno, in questo caso di sabato l'8 giugno, questa gara che fra l'altro ha avuto anche un numero di atleti interessanti, quindi con una organizzazione sempre all'altezza. Va ringraziato queste associazioni che fanno questa attività e che continuano con tutte le difficoltà che ci sono oggigiorno. Dunque Andrea, nonostante tutto ci sono stati anche tanti partenti a questa manifestazione, dunque segno che Monsummano anche i corridori la sentano. Sì, indubbiamente, ormai ecco, gli appuntamenti che fa questa società ciclistica, il Ciclisport Masotti, sono una tradizione, c'è un numero di partecipanti ben non indifferente. Io mi auguro che anche questo è l'anno del mondiale, e fra l'altro noi Monsummano nel 2013 anche ricorre l'anniversario, il premio di città dello sport, che possa da qui alla fine della stagione ciclistica esserci manifestazioni che ci devono ancora essere tutte all'altezza e che col passaggio del mondiale possa essere un evento festeggiato da questa città che al ciclismo ha dato illustri corridori e vanta grandi tradizioni, soprattutto di società che sono ormai diciamo storiche. Io concludo ringraziando gli sportivi che sono intervenuti e dando l'appuntamento al prossimo anno. Andrea Romani, titolare del bar da Rolando, porta il nome del papà naturalmente, e dunque è già il terzo anno che sei con Masotti, fate questa bella gara che insomma tutto Monsummano viene a vedere. Sì, un percorso quest'anno un po' diverso, un circuito 5 giri un po' duro, però è venuto fuori una bella gara anche oggi, con un tempo buono, quindi siamo contenti di come è andata. Senti Andrea, anche tu hai gareggiato perché tu fai competizione con le Ciclisport Masotti, dunque è andato tutto bene? Sì, è andata bene per come poteva andare. Oggi non l'ho finita perché l'ultimo giro mi sono fermato, ma insomma va bene così, l'importante è che sia andata bene la corsa. Ecco. Anche il prossimo anno a fianco di Masotti, sempre qui a questo bar? Sicuramente, ormai è un binomio consolidato, quindi l'anno prossimo saremo di nuovo qua. Luca Masotti, organizzatore e sponsor di questa manifestazione, è andato tutto bene Luca? Sì, è andato molto bene, bella giornata calda, ho fatto una bella sudata, va bene così per ora. Mi sembra che siano partiti anche in tanti, insomma, nonostante sia di sabato. Sì, sono partito un bel gruppo, ho visto un bel trattamento dei ragazzi, meno male, pensavo qualche cosa meno, ma insomma va bene così. Sai. Pensavo sempre che sia di più, va bene quelli che erano, insomma, non è che... Luca, ormai è una tradizione, tutti gli anni
di giugno c'è questa manifestazione e Andrea Romani ha confermato che sarà sempre a tuo fianco. Io lo ringrazio Andrea, ringrazio tutti questi ragazzi che mi danno una mano a fare questa gara, perché è molto difficile con permessi, con tutto quello che c'è dietro, la burocrazia e i tempi che corrono, e credo che anche un altro anno si possa poter rifare questa gara a livello amatoriale. Barbieri Sandro, braccio destro di Luca Masotti in questa organizzazione che ogni anno viene sempre più bella. Sì, hai detto proprio bene, tutti gli anni ci cerca sempre di migliorarsi come si fa tutti sempre, cercando di fare sempre le cose nel migliore dei modi. Quest'anno è riuscita bene, direi benissimo, non è successo niente di grave, tutto qua. Dunque anche il prossimo anno sarai a fianco di Luca? Sì, spero di sì, sempre per la festa di Monsummano. Oggi l'abbiamo fatta l'8, scusate, noi di solito questa gara si fa il 9 di giugno perché è la festa del paese dove fanno tutte le comunioni, va bene, e spero l'anno prossimo di farla il 9 che caderà di lunedì, non lo so, martedì. Senti Sandro, nel periodo dove siamo, diciamo così, che è un po' di carestia, è difficile organizzare una gara? Molto difficile, molto difficile. A noi i soldi dell'iscrizione che pagano questi ragazzi per correre ci bastano a malapena per coprire tutte le spese. La società non resta niente, si fa per passione e viva il ciclismo perché è uno sport meraviglioso, noi sa nel cuore che si deve fare.